Luca Zaia è il governatore più capace d'Italia. A incoronarlo leader più efficace del bel paese è il 52% del campione intervistato da SVG. Il governatore del Veneto strappa il primo posto alla vicina di casa, Deborah Serracchiani, governatore del Friuli Venezia Giulia. Oltre ad essere il più amato, ora si aggiudica anche il titolo indiscusso per la capacità di governo regionale. Per il 54% degli italiani, inoltre, il federalismo è ancora attuale. A me interessa il calore e la vicinanza dei cittadini e soprattutto mi fa piacere che si parli di questo risultato in un momento nel quale per me è finita la luna di miele, perché sono già 3 anni che governiamo, per cui non c'è il fuoco di fiamma dei primi mesi di amministrazione. Il sondaggio chiedeva agli italiani se ritenevano molto, abbastanza, poco o per niente efficace l'operato del Presidente. Con questa domanda Luca Zaia si è aggiudicato il primato e il governatore è il più capace anche per i suoi compaesani. È vero? È vero, penso di sì. A Godega di Sant'Urbano però c'è chi preferisce ricordarlo quando era piccolo piuttosto che parlare di politica. Non lo so, è un bravo ragazzo, lo conosco da quando era ragazzino, ma non so dirti, dopo io di politica non me ne sono mai occupato. Era bello Vispo, andava su ciliegio a prendermi le ciliegie anche, eravamo vicini di casa proprio. Ma se chiediamo cos'è l'ultima cosa che ha fatto in regione tra gli intervistati, i ricordi vanno indietro di molti anni, a quando era il presidente della provincia di Treviso. Le rotonde che ha fatto per il Veneto, qua la provincia. Ma anche nel suo paese natale c'è chi non vuole credere al sondaggio e si schiera con il 48% degli italiani che lo hanno bocciato. Io ho i miei dubbi, non è vero, no, non ci credo. Bla 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 bla, tante parole, tante inaugurazioni, fatti zero.